Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Catania violenta, un parcheggiatore abusivo è stato ferito mortalmente accoltellato in centro, vicino al Corso Sicilia. Fermato il presunto responsabile, un 37enne etiope, anche lui posteggiatore abusivo. Il prefetto Signoriello, il fatto che il fermo sia avvenuto subito dimostra che Catania non è una città fuori controllo. Intanto le notti di fuoco preoccupano la cittadinanza. L'ultimo caso, i colpi di pistola in aria nel quartiere San Giovanni Galermo, il procuratore Curcio, è in atto una guerra di mafia per il controllo delle piazze di spaccio. Più sparano e più si impiccano con le loro mani. Dovrà essere operato al viso il medico aggredito a Saponara nel Messinese, la cittadina sotto shock. Lo studio è lo stesso dove 30 anni fa un paziente ha ucciso il suocero del dottore che ieri è stato ferito. Indagano le procure dopo la chiusura del sito sessista, già aperta intanto una class action dalle donne oggetto dei commenti offensivi, ma ci si chiede se i gestori del sito e gli utenti complici pagheranno. Caldo e tempo incerto per il controesodo sulle strade, traffico da Bollino Rosso fino a domani, turismo in Sicilia, grande affluenza a Taormina, Cefalù e San Vitolo Capo, calo per Palermo nel mese di agosto. Politica all'Etna Forum di Ragan, il governatore Schifani non fa passi indietro sull'autorità portuale, a guidarla non può essere Annalisa Dardino, dice. Ad Agrigento Fiorella Mannoia fra musiche e denunce, applausi a scena aperta per i suoi successi, ma anche la ferma condanna della violenza sulle donne. La cantante inneggia anche alla Palestina libera. Di nuovo bentrovati. Nel primo pomeriggio dunque è stato fermato l'uomo sospettato di avere ferito mortalmente un quarantenne davanti a un parcheggio di un supermercato nelle vicinanze di Corso Sicilia a Catania. A scatenare la furia omicida del killer, secondo alcune testimonianze, una lite per il controllo dell'area di parcheggio. Angelo Gagliano. È un etiope, il presunto assassino di Alessandro Indurre, posteggiatore abusivo, ucciso a coltellate in Corso Sicilia a Catania. La fuga dell'extracomunitaria è durata pochissimo. È stato rintracciato, fermato dai carabinieri in via Aretusa, una traversa di via Cristoforo Colombo, zona Porto. A scatenare la furia omicida del killer, secondo alcune testimonianze, una lite per il controllo dell'area di parcheggio. Nonostante il tempestivo intervento degli uomini del 118 che hanno trasportato Indurre al pronto soccorso del Policlinico, non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli investigatori della squadra mobile delle volanti della polizia. Una tragedia, quella di oggi, che riporta alla mente quella dello scorso 30 maggio ad Ognina, dove un altro parcheggiatore abusivo dello Zimbabwe uccise sempre a coltellate Santo Re. Fenomeni criminali che accendono i riflettori sulla poca sicurezza a Catania, e sul tema abbiamo sentito il prefetto del capoluogo etneo. Una espressione in qualche modo eloquente di quanto poi Catania sia sotto controllo delle forze di polizia è il fatto che poco fa siamo pervenuti all'arresto praticamente dell'omicida. Lo stesso prefetto annuncia al nostro telegiornale la convocazione per metà settimana del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A fronte di questa recrudescenza di fatti che indubbiamente è intollerabile, noi abbiamo concordato l'avvio di un ciclo straordinario di operazioni di controllo del territorio. Mercoledì prossimo avremo un vertice congiunto presieduto dal prefetto chiaramente, ma con la partecipazione di tutti i vertici provinciali delle forze di polizia, il sindaco e il procuratore della Repubblica, per ulteriormente ragionare insieme su questi fatti che stanno praticamente riguardando Catania. Sull'omicidio di Alessandro Indurre la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, le cui indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. E intanto sempre a Catania continua la sconcertante sequenza di sparatorie notturne. L'ultima, la quinta consecutiva, in città la notte scorsa in via Adone a San Giovanni Galermo. Un fenomeno dilagante che preoccupa la città. Nel servizio di Orazio Longo anche l'intervento del procuratore di Catania Curcio, che dice in atto una guerra per le piazze di spaccio. Più sparano e più si impiccano con le loro mani. Sentiamo. A Catania è in corso uno scontro che riteniamo con grande probabilità tra diverse organizzazioni mafiose che si contendono il territorio e in particolare le piazze di spaccio. È il parere del procuratore di Catania Francesco Curcio in merito alla sconcertante sequela di sparatorie notturne che ha colpito la città negli ultimi giorni, con colpi di pistola sparati contro saracinesche di negozi ed esercizi commerciali. La droga è l'interesse preminente di queste organizzazioni
in cui una vuole dimostrare all'altra di controllare la maggior parte del territorio e quindi vendere più droga. È un fatto economico in relazione al quale pochi guadagnano milioni di euro, mentre gli altri, quelli che vanno sparacchiando in giro, sono la carne da macello. Il fenomeno ci è ben chiaro, le indagini sono in pieno svolgimento, c'è un grande impegno da parte delle forze di polizia, della magistratura, e la risposta sarà sicuramente molto forte. Devono sapere che più si muovono sul territorio svolgendo queste scorribande, più lasciano tracce, più acquisiamo elementi sul loro conto, più si impiccano con le loro mani. E tanto più in tempi rapidi riusciremo a dare una risposta importante e significativa. Preoccupata la città, il sindaco si dice fiducioso dell'operato delle forze dell'ordine. Catania non appartiene a questi soggetti e io mi fido assolutamente, ciecamente, dell'operato delle forze dell'ordine di signor Prefetto e sono certo ci sarà presto una pronta reazione. La vicenda del medico aggredito a Saponara nel Messinese. La vittima, ricoverata al Policlinico di Messina, sarà sottoposta a un intervento maxillofacciale. La cittadina però è sotto shock. Lo studio è lo stesso dove 30 anni fa era stato aggredito il suocero del medico ucciso da un paziente. Il servizio. E caccia all'uomo a Saponara nel Messinese per cercare di capire chi possa essere l'aggressore del dottor Aldo Panarello. Tra le ipotesi anche quella che non esclude il fatto che non si tratti di persona del luogo ma di qualcuno venuto da fuori paese. L'uomo, che avrebbe agito mezzo nascosto dalla visiera di un cappellino calato sul volto, sarebbe stato incrociato da alcune persone ma non sarebbe stato riconosciuto. Lo stesso dottor Panarello non lo avrebbe riconosciuto durante l'aggressione subita nel suo studio medico, che si trova in una via centrale di Saponara. L'aggressore si sarebbe introdotto di nascosto nei locali e lo avrebbe improvvisamente e violentemente aggredito con pugni, calci e schiaffi, provocandogli fratture alla spalla e alla mandibola, tanto da richiedere un complesso intervento maxillofacciale nei prossimi giorni al Policlinico di Messina. Da capire il perché di un'azione del genere, i carabinieri di Messina stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Lo studio medico è lo stesso che l'1 agosto del 1995 fu teatro di un'altra aggressione al dottor Vittorio Meli, suocero di Panarello, ucciso da un paziente convinto di una cura sbagliata. L'omicida si tolse la vita alcuni anni dopo. Saponara è sotto shock. Panarello, oltre che medico di base, è stato sindaco per alcuni anni del piccolo paese. L'attuale primo cittadino, Giuseppe Merlino, ha espresso solidarietà e condannato il vile gesto. Un gesto inqualificabile, perpetrato ai danni di una persona che è al servizio della comunità ininterrottamente. Spero che le forze dell'ordine che stanno svolgendo le indagini riescano ad assicurare alla giustizia il colpevole di questo inqualificabile, ripeto, gesto. Siamo vicini al dottore. Dopo la chiusura del sito sessista, le procure indagano. Intanto è stata aperta una class action dalle donne oggetto dei commenti offensivi. Le ipotesi di reato a carico dei gestori e degli utenti complici nel servizio di Eva Spampinato. Non si può cantare vittoria. La chiusura del sito sessista, che pubblicava foto rubate di donne, incluse giornaliste, attrici e politiche, senza il loro consenso, non implica automaticamente che gli artefici di questi reati verranno puniti. L'interpretazione della normativa di riferimento distingue tra hosting provider attivo e passivo. La differenza della responsabilità del provider passivo è che, essendo un canale immediato, automatizzato, senza un ruolo del mediatore, non incorre immediatamente in responsabilità, ma la sua responsabilità potrà essere configurata solo successivamente alle segnalazioni sia degli utenti sia delle competenti autorità, e solo in quel caso anche l'hosting provider può essere ritenuto responsabile. Per risalire alle vere identità di provider e utenti che fomentavano la violenza sessuale digitale, parlando dei corpi delle donne come oggetti o peggio ancora come pezzi di carne su cui poter immaginare di fare le cose più disgustose, occorre tempo e occorrono denunce dettagliate. Le procure sono al lavoro, così come la polizia postale.
Anche qui a Catania abbiamo ricevuto alcune denunce di questo tipo. La denuncia tempestiva dà l'opportunità agli investigatori di intervenire tempestivamente per la rimozione del contenuto e per l'identificazione degli autori. Il sito pica.net esisteva da 20 anni e c'era chi denunciava almeno dal 2019 l'amministratore, un italiano che vive in Bulgaria, il fatturato oltre 1 milione di euro all'anno. Ma il meccanismo di scatole cinesi rende ancora più difficile risalire ai colpevoli che potrebbero incorrere in vari reati. Dalla diffamazione alla violazione della privacy, revenge porn, al vilipendio delle cariche dello Stato. Mentre da Milano parte una class action contro Facebook guidata dall'avvocato Bernardini De Pace, chiudere i gruppi purtroppo non ferma la violenza online, occorre rafforzare l'educazione di base. E siamo nel pieno dell'ultimo weekend agostano di controesodo, contrassegnato dal caldo umido ma anche dal tempo incerto. Bollino rosso sulle strade in Sicilia fino a domani e anche tempo di bilanci per il turismo. Benissimo, Taormina, Cefalù e San Vito Lo Capo. A Palermo nell'ultimo mese si è registrato invece un calo. Marco Gulla. L'estate sta finendo e arrivano i bilanci sul turismo in Sicilia, una stagione positiva per molte città, anche se non ci sono solo luci e non mancano le ombre, come per Palermo. Un inizio importante, poi, come sottolinea Federalberghi Palermo, arriva il calo di agosto. Abbiamo anche vissuto una frenata del turismo, un calo medio su Palermo del 10% di presenze rispetto all'anno scorso. È un dato che non possiamo ignorare, che non abbiamo voluto ignorare e che per noi rappresenta un campanello d'allarme, ma al tempo stesso comunque siamo fiduciosi per settembre, dove gli eventi e il turismo congressuale stanno portando già segnali incoraggianti. L'allarme sicurezza ha probabilmente inciso sul calo estivo nel capoluogo siciliano. Bene, anzi benissimo Taormina, la cittadina messinese attira un turismo d'élite. Taormina ha passato un'estate sicuramente positiva, abbiamo avuto dei buoni numeri nei mesi precedenti all'estate come aprile, maggio, giugno. Luglio si è consolidato, agosto è andato pure bene con un tasso di occupazione vicini al 95%. E quello che ci conforta di più è sapere che settembre e anche ottobre sono 2 mesi previsti in forte recupero anche sugli anni precedenti. Bene anche San Vito Lo Capo, Cefalù e tutto il litorale ragusano, un turismo che anche a settembre farà registrare numeri positivi in determinate località dell'isola e anche se l'estate sta finendo, per molti turisti, soprattutto stranieri, non sono ancora arrivati i titoli di coda. La pagina politica adesso, il governatore Schifani dall'Etna Forum di Ragalna parla a tutto campo delle vicende interne a Forza Italia, del recente scontro con Salvini e anche della sua ricandidatura a presidente. Ma sulla nomina di Annalisa Tardino non cambia idea, non può guidare l'autorità portuale. Sentiamo Manlio Viola. La ricandidatura è un fatto scontato perché serve continuità nell'azione amministrativa ed è una vicenda diversa da quella sulla guida del partito Forza Italia. Gli alleati lo appoggiano e la russa spezza una lancia, ha lavorato bene. Con Salvini niente può incrinare un rapporto di stima e non c'è alcun gelo. Su Forza Italia tutto è legato alle dinamiche interne congressuali, ma il Presidente si augura che il dibattito si sposti dentro le sedi opportune e lasci i giornali. Spezza il silenzio e parla a tutto campo Renato Schifani, ospite di Etna Forum a Ragalna. Nel rapporto con Salvini non cambia niente, dice. Possono esserci nel percorso politico, istituzionale, delle non condivisioni, ma questo non può mettere in dubbio la solidità di un rapporto istituzionale che entrambi siamo chiamati a svolgere ruoli importantissimi, lui per il Paese e io per la mia terra. Ma nonostante questo Schifani non fa passi indietro. Annalisa Tardino non può guidare l'autorità portuale e non è un fatto personale. Annalisa è ottimo avvocato. Ho fatto benissimo il parlamentare europeo, bene al coordinatore di regione, abbiamo avuto sempre un tiro, l'avrei accettato nel caso in cui me l'avessero chiesto un rimpasto di nominarla assessore, che la stima e l'ho manifestato. Sulle diatribe interne a Forza Italia il Presidente della Regione le fa risalire al passaggio da partito lideristico a pluralista dopo la morte di Silvio Berlusconi e alla scelta di passare all'elezione diretta dei coordinatori regionali, ma invita tutti a fare il dibattito dentro il partito e non sui giornali. Io sono convinto che questi fuochi estivi, figli anche dell'estività, dove anche i giornali, non me ne voglia, avendo poco da scrivere, enfatizzano delle battute, delle dichiarazioni d'altro. Mi auguro che questo fuocherello si spenga e si lavori sul tesseramento, sulla celebrazione del congresso.
Sulla sua ricandidatura, Schifani separa nettamente la scelta del candidato nel 2027 dall'elezione del coordinatore regionale. Io penso che questa iniziativa, questo impegno che mi è stato chiesto di porre in essere per i siciliani abbia bisogno di continuità. Su questi fronti, dopo aver detto che lavora benissimo con gli alleati, il presidente incassa l'endorsement del presidente del Senato Ignazio La Russa, anche lui a Ragalna, per il quale Schifani sta lavorando bene, ed è giusto e vero che c'è bisogno di continuità amministrativa. Una ventina di imbarcazioni si sono radunate davanti alla costa di Villa San Giovanni in Calabria, sventolando le bandiere No Ponte. In contemporanea, sul lungomare di Cannitello si è svolto un presidio sempre per manifestare contro il ponte sullo Stretto. Il ponte non lo vogliamo, hanno urlato gli attivisti che hanno preso parte al corteo di barche, l'arrivo delle imbarcazioni proprio sotto l'intubata ferroviaria che secondo i manifestanti rappresenta un vero monumento alla devastazione ambientale. Parliamo di raccolta dei rifiuti e dei cassonetti che ricompaiono dopo Palermo anche in alcune zone della periferia di Siracusa. È un ritorno al passato per arginare il fenomeno delle montagne di rifiuti che si sono accumulate in strada. Francesco Aloi. A volte ritornano i cassonetti. Una settimana fa, qui ad Acradina, periferia di Siracusa, c'erano le montagne di rifiuti. Dopo il nostro servizio denuncia sono arrivate le ruspe per ripulire tutto, o quasi, ma sono spuntati i cassonetti per l'indifferenziato. Il regolamento comunale e il capitolato non prevedono un servizio diverso rispetto alla raccolta porta a porta. Allora vogliamo capire, è questo il modo di procedere? È stato fatto un ordine di servizio senza una discussione in Consiglio Comunale, senza una discussione in commissione, senza un dibattito? Si è cambiato sistema? L'assessore all'igiene urbana Loschi, raggiunto al telefono, precisa che non si tratta di un ritorno al passato, come già accaduto a Palermo. È una fase provvisoria, dice, per scongiurare un'emergenza igienico-sanitaria. Intanto un siracusano su 2 non paga la Tari e c'è chi abbandona i rifiuti in strada. Ma è possibile che sempre le persone per bene devono essere quelle a subire l'evasione che non viene assolutamente contrastata in maniera efficace da questa amministrazione? Diciamocelo francamente, non è che oggi con i sistemi, con le banche dati a disposizione è difficile andare a scovare gli evasori. Contro gli sporcaccioni, assicurano da Palazzo Vermexio, arriveranno nuove telecamere e più agenti della polizia ambientale. Con il pugno duro, forse, qualcosa potrebbe cambiare. Adesso una pausa per noi, ci ritroviamo fra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale, la pagina dei concerti, gran successo di Fiorella Mannoia ad Agrigento per le sue canzoni, ma anche la denuncia contro la violenza sulle donne e il grido Palestina libera, musica dunque ma anche impegno civile, il servizio di Davide Sarto. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare che non... Un concerto che resterà nella memoria. Fiorella Mannoia ha conquistato la Live Arena di Agrigento insieme all'orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis. Brani immortali del suo repertorio e omaggi ai grandi della musica italiana, da Cocciante a Bertoli, hanno acceso l'entusiasmo del pubblico. Che non si muore per amore, è una gran bella verità. Non solo musica, prima de Il peso del coraggio, la cantante ha rivolto un pensiero al dramma del Medio Oriente. A Gaza si muore di fame, anche l'ONU finalmente si è accorta di tutto questo, si muore di fame, sono morti 20.000 bambini, è una strage di bambini. Allora io dico fermate Erode, fermatelo, perché quelle povere anime di Dio non hanno colpa di nulla di quello che è successo. E qui mi pare che non parla nessuno. Poi il richiamo al lavoro della fondazione Una Nessuna 100.000 e il grido forte contro la violenza sulle donne. Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio difendi dal mare, dai pericoli. 2 ore
ore di emozioni, da Caffè Nero bollente a Che sia benedetta, da Selli a Il cielo d'Irlanda. Un viaggio intenso e appassionato che si è concluso con la voce di Fiorella Mannoia a ringraziare il pubblico di Agrigento in piedi per un lungo applauso. Io conosco la mia vita e ho visto il mare e ho visto l'amore vicino. Un'altra pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.